un minuto. Ne abbiamo parlato naturalmente qui su Sport Italia del fatto che contro un avversario come la Juventus Conte voglia avere un po' più di certezze e quindi affidarsi al solito modulo e non fare cambiamenti per mettere Eriksen in pieno agio, quindi da trequartista. Sì, io penso che stando al presente giocherà l'Inter col 3-5-2, vediamo anche ora la grafica con la formazione, quindi con Eriksen in panchina che all'occorrenza può giocare nel 3-4-1-2 se l'Inter però va sotto, secondo me questa sarà la chiave di lettura, oppure come mezzala nel 3-5-2 se l'Inter in vantaggio sta pareggiando per dare il 5-1 tra Barella e Vecino, presuppongo quest'ultimo. Poi però ha fatto secondo me un discorso anche di lungo periodo, perché leggevo che Conte sta iniziando a sperimentare il 4-3-1-2, magari non per la trasferta di Torino, non credo in questo Arachiri perché poi Conte è molto integralista, però nel lungo periodo prevedo un Eriksen tra le linee, magari però cambiando sistema di gioco. Aggiornamenti con Michele sulla situazione dell'Inter? Sì, esatto, perché con la Juve... Tina, che è un po' lo stesso motivo della Samp, per cui non riesce poi ad essere accettato e neanche convocato dal CT dell'Argentina in nazionale, l'Inter e il PSG, Luca. Sì, allora sicuramente Icardi è un grande finalizzatore, però evidentemente non riesce a tessere dei rapporti umani di qualità, perché era capitana all'Inter, ricordiamocelo, poi è finita come è finita. Io escludo ovviamente l'ipotesi Inter perché mi paiono uomini d'un pezzo, Marotta e Conte, se hanno fatto una scelta la porteranno avanti con coerenza. Io invece, per una sensazione, non ho fonti in tal senso, penso che Icardi finirà alla Juve, mi sbilancio, perché? Perché Higuain comunque ha una certa età, no? Mi perdonerà il Pipita, però oggettivamente anche quest'anno i numeri non gli stanno dando tanto ragione e non trova neanche così tanto spazio. E B perché è sempre stato un vecchio pallino di Paratici, quindi io credo che ha una cifra considerevole, per carità, perché poi Icardi ha anche rinnovato contestualmente con l'Inter prima di andare a Parigi, però Icardi potrebbe finire nel Milano della Juve. Sì, per non perderlo a parametro zero, assolutamente. Sì. È stata una buona mossa per quanto riguarda il mercato nero. Essersi costruito un nuovo rapporto in seno alle due società, perché comunque le polemiche sugli scudetti sul campo, non sul campo, sono di un quarto d'ora fa a livello storico, diciamo, perché sì, oggettivamente parliamo dell'altro giorno, e invece Zhang e Agnelli, che sono due presidenti giovani, magari vogliono mettere una pietra sopra e guardare al futuro, che ci può anche stare, rimanendo però con la dicotomia calcistica, perché poi sono sempre due squadre rivali e speriamo anche di vedere un bello spettacolo domenica, seppur a porte chiuse. Poi per quel che riguarda il coronavirus, diciamocela tutta, ha ragione Klopp, noi non siamo esperti e le decisioni si prendono a cascata. Le prende il governo, la Lega si attiene e di conseguenza anche i club. Poi è vero, Zhang aveva una linea un attimino più dura, più coerente, però poi inevitabilmente devi cercare di applicare quello che le direttive poi dettano. E sì, e le ha applicate anche Mourinho, perché si è presentato in conferenza stampa in una maniera particolare che ha fatto sorridere. Tra poco vi facciamo vedere queste immagini, prima però nel dettaglio, Michele, chi sarà presente allo Juventus Stadium? Sì, perché per il match tra Juventus e Inter si parla quindi di porte chiuse all'Allianz Stadium, ma attenzione.